Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi parliamo di musica, lo facciamo in compagnia del leader, frontman, cantante, chiamiamolo come è più adeguato chiamarlo, Antonio Sambalotti, leader, cantante dei Gemini, gruppo musicale che sono usciti da poco con un nuovo singolo. Grazie innanzitutto Antonio, ciao, ben trovato. Ciao Fabrizio, grazie a voi di avermi ospitato nel vostro talk show, grazie mille. Grazie, un onore e un piacere. Dicevamo, è usciti da pochissimo con il nuovo singolo dal titolo Sapore d'estate, che lo ascolteremo dopo. Innanzitutto partiamo dall'inizio. Voi siete una band, sono 5, tra l'altro tuo fratello e anche un cugino, un po' una band all'inizio con radici prettamente familiari. E siete di Anagni, o sbaglio? Sì, noi siamo di Anagni, provincia di Frosinone. Ecco, l'idea di raggrupparvi e fare musica vostra, perché poi, parliamoci chiaro, affermarsi in un mondo come quello della musica non è mai facile e soprattutto con pezzi propri, ovviamente. Sì, è difficile. Noi abbiamo iniziato nel 2009-2010 a pianificare un po' quello che sarebbe stato poi il nostro percorso futuro. Cioè, ci siamo accorti che scrivendo canzoni nostre eravamo in primis più stimolati nell'andare avanti, perché poi facevamo anche noi cover, insomma noi abbiamo iniziato nel 2005 a fare le piazze con le cover, insomma ecco tutti i brani di cantautori italiani e cantanti italiani. Poi ci siamo accorti che comunque potevamo anche noi scrivere dei brani, dei pezzi, e quello è stato un po' la nostra partenza, perché abbiamo pubblicato all'inizio un EP, abbiamo provato a pubblicare un EP e è andato bene, quindi abbiamo detto perché no, insomma continuiamo su questa strada, continuiamo a scrivere brani, musica italiana comunque. Senti, passare dalle cover ai vostri brani, parlando di cantautorato, qual è la vostra scuola o comunque a chi vi ispirate nello scrivere e ovviamente arrangiamenti dei brani? Sì, noi abbiamo avuto tante contaminazioni, diciamo da Vasco Rossi a Lucio Battisti. Abbiamo sempre ascoltato buona musica grazie ai nostri genitori che insomma fin da piccoli ci hanno indirizzato su quello stile. Anche musica internazionale tipo Pink Floyd, Deep Purple, Queen. Insomma, ecco, abbiamo avuto la fortuna, ecco, di ascoltare sempre buona musica. E da lì poi ecco le nostre contaminazioni forse più forti sono quelle battistiane e quelle di Vasco Rossi, insomma, che sono i due artisti italiani che seguiamo di più da più tempo, insomma. Voi hai fatto due nomi non a caso, il primo è quello di Battisti, e ne parliamo anche di questo perché da una parte avete reso omaggio, perché forse molti se li ricorderanno, chi ci sta seguendo se li ricorderanno, siete apparsi nel programma di Carlo Conti, The Band, portando una versione apprezzata, potremmo dire innovativa, di Ancora tu, e anche perché parlavi del vostro primo EP, diciamo così, prodotto o in qualche modo portato al successo grazie alla collaborazione con Alberto Radius, storico chitarrista di Battisti, nonché dei Formula 3. Certo. Sì, diciamo che è stato Battisti, è stato sempre, diciamo, presente nel nostro percorso in qualche modo. Anzi, ringraziamo e salutiamo il maestro Alberto Radius, fin da subito, insomma, ha creduto in noi, infatti ha accettato di collaborare nel nostro disco. Siamo stati proprio nel suo studio a Milano a lavorare con lui, che ci ha dato anche dei consigli, insomma, per come andare avanti. Tutt'oggi ci sentiamo, insomma, e siamo rimasti in buonissimi rapporti. E da lì poi abbiamo arrangiato questo brano di Lucio sempre in maniera un po' innovativa, diciamo, rispettando un po' il sound che gira oggi. E quindi la canzone è Ancora tu, e abbiamo avuto la possibilità, anzi l'onore di portarla poi in prima serata su Rai 1 per il programma The Band condotto da Carlo Conti. Parleremo anche di questa esperienza, però torniamo a bomba e parliamo di Sapore d'estate, perché se i Gemini sono qui ovviamente per promuovere il brano.
È chiaro che è un brano tipicamente estivo all'interno di una stagione, appunto quella estiva, ma anche le sonorità. È un progetto che nasce in qualche modo da molto tempo, complice, lo dico così, anche un po' il coronavirus lockdown, quindi poche serate in generale, poche possibilità di aprirsi al pubblico, oppure c'è stata l'esigenza immediata di dire no, questo è un motivo che abbiamo in testa, buttiamolo nel senso, incidiamolo subito perché bisogna prendere la palla al balzo, come diceva Vasco, no? Le canzoni sono come i fiori. Sì, guarda, un po' tutte e due le cose, però direi più la prima che hai detto, perché diciamo volevamo portare anche un po', ecco, una ventata di positività dopo un periodo duro, vabbè, dopo un periodo complicato. La socializzazione proprio che è mancata in questi anni, ecco, abbiamo voluto rievocare un po' le vecchie estati di una volta, quindi il sapore d'estate è proprio quel sapore particolare che ha l'estate, no? I colori, il caldo, gli amici, lo stare insieme al mare, quindi tutte queste cose, diciamo, per portare più che altro, ecco, una ventata di spensieratezza al pubblico che ci ascolta. Ecco, la canzone sembra proprio un inno, una dichiarazione, a parte la dichiarazione d'amore alla ragazza, e va bene, ma proprio un inno all'estate, un inno alla spensieratezza e alla gioia e alla voglia di vivere quella stagione. Sì, diciamo che la stagione è la stagione un po' che amplifica i sentimenti, le emozioni, è una vera e propria, sì, dichiarazione alla ragazza dei tuoi sogni in qualche modo. Infatti, quando abbiamo scritto questo brano, diciamo che ci siamo un po', ecco, ispirati alle estati di quando avevamo 18 anni, di quando eravamo proprio piccolini, no? Che c'era quella voglia di evadere, quella voglia di libertà, e la ragazza che ti piaceva poi la trovavi in diversi luoghi, quindi la potevi trovare in un locale, al mare, in piscina, in una festa con gli amici, quindi c'era più probabilità di incontrarla, e quindi, ecco, ricordando un po' i nostri vecchi tempi, ci siamo ispirati proprio a quel periodo lì. Senti, per quanto riguarda invece, parlavamo proprio di sapore d'estate, credo che un aspetto importante sia anche non solo la stesura del brano, ma anche l'arrangiamento, Certo. la realizzazione a 360 gradi. Ecco, quanto tempo c'è passato o quanto lavoro c'è stato dall'idea iniziale, dall'embrione musicale iniziale a quello che noi tra un po' ascolteremo, cioè la realizzazione finale del brano, del singolo? Sì, il brano, allora praticamente io avevo scritto un testo e mio fratello aveva scritto una musica. Abbiamo messo insieme un po' tutte e due le cose e io ho mandato subito diciamo, il provino, chitarra e voce al nostro produttore, che salutiamo, che è Andrea Fresu, e la sua etichetta, la Beatport. E Andrea mi ha detto da subito, dice sì, il testo mi piace e cerchiamo di lavorarci, e quindi ha provato delle versioni. Poi alla fine abbiamo scelto quella che più era nelle nostre corde, e insieme abbiamo deciso ecco, di usare questi suoni un po' latin, queste sonorità un po' più fresche, insomma, ecco, appunto per rendere la canzone ancora più estiva. Assolutamente. Antonio, io direi di farla ascoltare, lo dico perché dovete sapere che il video di Sapore d'estate ufficialmente uscirà fra qualche giorno. Effetto Serra lo pubblicherà in anteprima appena sarà online, appena sarà visibile, però noi comunque vogliamo ascoltare il brano, mettiamo in onda la copertina, ma sarà sicuramente da ascoltare con le orecchie, con molta attenzione. Antonio, allora noi ci mettiamo in stand by e ascoltiamo ovviamente Sapore d'estate. A tra poco. La senti questa notte che balla forte, ho voglia di sentirmi libero. Cantiamo, beviamo, scattiamo e poi postiamo calici di vino di mano in mano. A noi non importa, ci abbracciamo in questa notte fantastica. Ma sto ancora pensando a te, sono ancora pazzo di te. Se mi guardi perdo le parole, se mi tocchi mi sciolgo al sole. E sto ancora pensando a te,
sono sempre pazzo di te, se mi tocchi perdo le parole. Tu, mi piace l'estate, le rime baciate. Tu, storie complicate, ragazze abbronzate. Tu, è tutto più grande, tu sei disarmante, ma perché non ti lasci andare, ti vieni a sdraiare, sapore d'estate. Guardiamo le stelle fuori città, prendiamo un Cuba se ti va, cerchiamo un mare tutto per noi. Scegli tu la stella che vuoi, sarà tua per sempre, ovunque, ovunque, ovunque andrai. Suona, suona, suona questo ritmo latino e balla, balla, balla che ti vengo vicino. Suona, suona, suona questo ritmo latino e balla, balla, balla che ti vengo vicino. Tu, mi piace l'estate, le rime baciate. Tu, storie appassionate, ragazze abbronzate. Tu, è tutto più grande, tu sei disarmante, ma perché non ti lasci andare, ti vieni a sdraiare, sapore d'estate. Chiudi gli occhi, gioca e sogna fin quando ti va, io resto qua. Suona, suona, suona questo ritmo latino e balla, balla, balla che ti vengo vicino. E suona, suona, suona questo ritmo latino e balla, balla, balla che ti vengo vicino. Tu, mi piace l'estate, le rime baciate. Tu, storie complicate, ragazze abbronzate. Tu, è tutto più grande, tu sei disarmante, ma perché non ti lasci andare, ti vieni a sdraiare, sapore d'estate. Eccoci qua, complimenti ovviamente Antonio e a tutti i Gemini per questa bellissima canzone Sapore d'estate, molto gitana, ricorda anche nelle sonorità, e lo dico anche perché avete visto nella copertina una bella ragazza, da maschietto non posso non notarla, e che Antonio anche il discorso legato alle collaborazioni, quanto sono state importanti nell'arco della vostra carriera e anche in questo caso perché diciamo la ragazza della copertina, che poi mi dirai chi è, anche se io lo so, è anche la protagonista del video. Sì, anticipiamo che lei è la protagonista del video, si chiama Eleonora Mascaro e è una ragazza che sicuramente farà strada nel mondo dello spettacolo e noi l'abbiamo scelta per fargli fare appunto la protagonista nel video e poi il caso ha voluto che anche nella copertina insomma è stata scelta per rappresentare un po' ecco, la canzone Sapore d'estate. Lei ha vinto Miss Sport Lazio l'anno scorso nel concorso di Miss Italia e quindi insomma ecco abbiamo avuto il piacere di ospitarla e siamo contenti. E per quanto riguarda però le collaborazioni, abbiamo detto quante sono state importanti nell'arco della vostra carriera musicale, insomma, in questo percorso, considerando che abbiamo parlato di Alberto Radius, ma non c'è stato solo lui. Sì, allora le collaborazioni sono state importantissime perché poi quando ti ritrovi a condividere il palco con musicisti, artisti di una certa caratura, puoi soltanto imparare da loro e quindi noi abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con Alberto Rocchetti in diversi live negli anni e con Mario Schirierò e anche lui insomma con lui abbiamo anche intrapreso un qualcosa in più, cioè siamo stati in studio insieme e abbiamo creato dei brani che poi sono usciti nel 2018-2019
e negli stessi brani che abbiamo prodotto con lui, che lui ha prodotto per noi, c'è stata la partecipazione di due attori importantissimi del panorama italiano, che sono Ricky Memphis per il brano La Superficie e Alessandro Haber per il brano La Mia Canzone, che si possono trovare su YouTube. Insomma, quindi è importante. Avete aperto i concerti di Anna Tattangelo, di Ron, di James Senese, anche questi in qualche modo rappresentano, come posso dire, fanno curriculum, si dice in genere, però Certo. arricchiscono, al di là dell'aspetto prettamente materiale, arricchiscono il vostro bagaglio musicale. Ma sì, perché comunque ti ritrovi in qualche modo a far parte di quel contesto e facendo parte di quel contesto, come ho detto prima, osservi, vedi e capisci soprattutto che cosa c'è dietro un grande spettacolo, dietro un grande artista, e quindi cerchi di comportarti poi di conseguenza, se vuoi andare avanti naturalmente nel percorso. A proposito di conseguenze, che effetto avete avuto o che riscontri avete avuto anche ovviamente a riferimento a Sapore d'Estate, la vostra partecipazione su Rai 1, perché quella è una casa di risonanza, è un palco che secondo me non ha uguali, perché raggiungete milioni di persone in un qualche minuto. Sì, no, noi siamo stati fortunatissimi perché la serata che è stata poi la serata di apertura proprio del format, ci sono stati 3 milioni di spettatori, c'è stato uno share di 3 milioni, quindi insomma siamo stati fortunati e diciamo i risultati li abbiamo visti subito dopo l'esibizione. I social impazziti, insomma gente che comunque non ci conosceva, che è venuta a cercarci proprio su Twitter, su Instagram, su Facebook. Abbiamo aumentato visibilmente il numero dei follower, ma quello che di più insomma ci ha fatto piacere è stato il fatto che la versione di Ancora tu è piaciuta al 99% delle persone che l'hanno ascoltata, quindi insomma sono stati tutti riscontri positivi e quello era il nostro obiettivo, cioè diciamo prendere questo programma, questa partecipazione come una grandissima vetrina, ed è stato così poi alla fine. Anche perché avevate un compito non facile, voi avete scelto Ancora tu di Battisti, che è una delle tante pietre miliari del cantautore per eccellenza italiano, e c'era purtroppo, ahimè, insomma, si cammina sul filo del rasoio, perché rivisitare in chiave moderna un classico della canzone italiana era da una parte un azzardo, dall'altra una possibilità, come dicevi tu, di quelle da prendere al volo. Insomma, il rischio era molto, molto sottile, secondo me. Sì, sì, infatti è stato un po' un azzardo da parte nostra, lo sapevamo, però ecco, un po' di pura e sana, tra virgolette, provocazione ogni tanto ci vuole, anche soprattutto nel panorama della musica italiana. Però ecco, ci siamo ritrovati poi a fine serata a confrontarci anche con Federico Zampaglione, con Giusy Ferreri, insomma con gli altri coach che facevano parte poi del programma, e ci hanno dato dei riscontri positivissimi sul brano, quindi insomma noi siamo stati contenti solo di questo, anche perché poi in fin dei conti la più grande soddisfazione per un artista non è solo arrangiare il pezzo e fare ascoltare il pezzo, è il fatto che il pezzo poi deve piacere alla gente che ti sta ascoltando. Quindi insomma ecco, noi ce ne siamo andati da Montecatini Terme con tanta positività, e questo è l'importante. Assolutamente. Quel mix, come dico io, fra coscienza Sì. incoscienza e coraggio, ecco, forse è meglio dire, no? Quel filo sottile, ma i risultati sono tutti dalla vostra parte. Siamo in chiusura, Antonio, ti faccio l'ultima domanda, che è quella che ormai tradizionalmente faccio a tutti gli ospiti che vengono in questo salotto virtuale, che è ovviamente i progetti per il futuro e soprattutto i sogni nel cassetto, perché il Sapore d'Estate, lo dico a chi ci sta seguendo, a breve appunto uscirà il video, e ovviamente l'invito è quello di condividerlo, di scaricarselo, di ascoltarlo su tutte le piattaforme disponibili. Però immagino che questo sia un altro tassello di un cassetto pieno di sogni e di un percorso che vi auguro lunghissimo.
Ma sì, i sogni ce ne sono, insomma, anzi un unico sogno, quello ecco, di riuscire a solcare poi i palchi più importanti che abbiamo a disposizione in Italia, uno su tutti il Festival di Sanremo, ma penso che questa risposta già, già te l'hanno data in tanti, quindi però quello rimane come primo obiettivo. Poi l'altro obiettivo è quello comunque di andare avanti, di scrivere nuovi brani, anzi ce ne abbiamo alcuni già pronti, insomma nel cassetto ce ne sono tanti, quindi andare avanti sempre proponendo comunque nuova musica, nuovi testi e cercando di farci ascoltare poi il più possibile al pubblico. E quindi magari con l'obiettivo di girare non solo per Lazio ma estendersi a tutta l'Italia, quindi perché no arrivare anche dalle nostre parti, anche in Sardegna. Sì, come no, anzi sarebbe per noi un grandissimo piacere. E noi lo lanciamo qui pubblicamente, lo diciamo, chi volesse contattare i Gemini, ovviamente con tutte le pagine social, con tutte le possibilità di contatto, potete tranquillamente fare riferimento a loro per le eventuali serate. Antonio, in gergo si dice sempre merda per il futuro. Io non posso fare altro che ringraziare te, ringraziare ovviamente tutti i ragazzi del gruppo, ma anche ovviamente chi gestisce la direzione da Ilenia per quanto riguarda l'organizzazione dell'ufficio stampa, e ci vedremo presto a questo punto. Sì, anche io rinnovo i saluti sia al mio gruppo, a Andrea, Marco, l'altro Andrea e a Lorenzo, e alla nostra etichetta Andrea Fresu, alla Starpoint, a Francesco Vidoni, a tutto l'ufficio stampa e a Ilenia De Sena, che è la nostra radio Airplay. E ti ringrazio Fabrizio, è stata una bellissima intervista e complimenti ancora per il talk show. Grazie a te, complimenti a voi, ripeto, vi seguiremo, ti seguirò il gruppo ovviamente in particolare. Ci vediamo presto, come sempre. Per quanto riguarda invece Effetto Serra, ci vediamo domani, sempre 19:30, nuova puntata. Ancora condividete, mi raccomando, cliccate mi piace e ci vediamo per l'appuntamento. Grazie Antonio ancora e buona serata a tutti. Grazie Fabrizio, ciao. Ciao.